Seconda e ultima giornata per la 12ª edizione di Sandona Fumetto, la più attesa per il mondo dei cosplayer che a decine si sono riversati nella cittadella, che per il weekend ha ospitato 200 espositori tra negozi, hobbisti e collezionisti privati provenienti da tutta Italia. Oggi tra gli ospiti più attesi c'era senza dubbio l'attrice e doppiatrice Cinzia De Carolis che ha dato la voce italiana all'anime di Lady Oscar. Una giornata ricca di magia e divertimento per tutti i visitatori che a migliaia sono giunti da ogni parte della regione e anche oltre. Da quanto venite a Sandona Fumetto? Io dal 2014 in realtà, ormai è una tradizione venirci. Di dove siete? Io Sandona. Io di San Pier di Sonzo. Io ho iniziato proprio al primo Sandona Fumetto, ancora 12 anni fa. Cosa sei vestito? Dottore della peste. In attesa di altre pandemie allora. No, sto cercando di eliminarle. Ti diverti qui a Sandona Fumetto? Tantissimo. Tanti i volti noti presenti anche del mondo del disegno, dell'illustrazione e del fumetto, come Marco Albiero che ha lavorato per le serie di Sailor Moon, Holly e Benji, Mila e Shiro, Tom e Jerry, Scooby-Doo, Dragon Ball e tanti altri. Presente anche Don Alemanno, il primo fumettista italiano ad aver iniziato la sua carriera su Facebook, sostenuto da un riscontro popolare elevato grazie alle vignette con protagonista Gesù nella sua pagina Genus. Quanti appassionati stai trovando di fumetto e soprattutto di quelle serie? Tantissimi, e la cosa che mi fa molto piacere è che i genitori fanno vedere le loro serie del cuore ai figli. Quindi ci sono questi bambini e ragazzini che conoscono i nomi dei Cavalieri dello Zodiaco, di Sailor Moon, di Oscar, è una bella cosa. Io mi ispiro ai pittori fiamminghi soprattutto, ho iniziato ad aggiungere anche degli elementi tipici della cultura nipponica, un po' anche nuragica, cioè quella della mia terra d'origine, la Sardegna. Grande affluenza e interesse quindi per l'area artistica ma anche games. Vi consiglio di andare allo stand di Aola, una scuola d'arte dove ci sono anche disegni in stile manga e un po' di tutto. Cosa giocate? Night Tales of Goblins è un gioco in cui i giocatori si confrontano in un labirinto facendo a gara chi sconfigge più mostri. Noi abbiamo un target abbastanza specifico, sopra i 20 anni, anche perché i giochi tendono ad essere particolarmente complessi. Però dai 20 anni in su abbiamo una varietà abbastanza grande di persone, insomma. Una fiera che guarda al divertimento, all'intrattenimento, alle passioni e che a volte si concilia anche alla perfezione con un sentimento più alto, come nel caso di Sebastiano Madruzzato che con le sue strisce di A Venezia rappresenta uno spaccato sulla vita veneziana alla riscoperta della Venezia più autentica, il cui cuore batte ancora nonostante lo stravolgimento che sta subendo in questi anni. Essendo io veneziano le vivo ogni giorno, le problematiche della Venezia di oggi, l'overtourism e tutti questi problemi qua. Mi sono sentito in dovere di esprimere questo problema, però in chiave ironica, simpatica, affinché arrivi a tutti in maniera semplice, facendo riflettere e ridendo. Questa è, diciamo, la chiave di tutto.